Allora, ritorniamo sulle nostre interessantissime slide, siamo alla slide 7. Allora, ci dica, come se valutiamo il comportamento corretto, ma parlavamo fuori onda una cosa che giustamente il segretario diceva di sottolineare, gli scarti, cioè quello che resta del pranzo o della cena, a parte che l'indice glicemico della pasta del giorno prima si abbassa notevolmente, quindi incide... Un po' sì, però non eccessivamente. Il problema dell'avanzo del cibo è innanzitutto la conservazione, quindi se idoneamente conservato il cibo può essere tranquillamente consumato il giorno dopo. Certamente, bisogna stare un po' attenti al frigo, su questo sarebbe da farci una trasmissione intera, ma diciamo che se correttamente conservato, quindi a temperature idonee, il cibo può essere sicuramente riutilizzato. Ovviamente lo spreco, sempre dall'indagine che è stata fatta, lo spreco diciamo del cibo si aggira intorno al 15%, diciamo, che viene buttato via, quello cucinato, e poi quello diciamo invece che è naturale, quindi prima di essere cotto, si aggira intorno al 22-23%. Quindi su questo si può lavorare molto, nel senso che del cibo che avanza si può fare una buona riutilizzazione, ma su questo gli anziani sono anche abbastanza bravi, ma occorre soprattutto conservarlo bene e quindi dal punto di vista nutrizionale lasciare che le sue caratteristiche siano inalterate. Tornando alla parte che riguardava appunto il comportamento alimentare, chiedo scusa, solo la slide precedente, la numero 7, grazie. Eccoci qui. Allora, dicevo, la consapevolezza con cui abbiamo iniziato il nostro discorso significa giusta informazione e buon senso e soprattutto pochi criteri su cui muoversi. Devono essere dei criteri di base semplici. La slide numero 11 perché parla dei criteri di base che sono fondamentali, quindi... No, no, numero 8. Numero 8, scusi. Sì. No, perché devo andare veloci perché ci manca pochissimo tempo. Sì. C'è un messaggio che è arrivato. Sì. Mia mamma di 85 anni mangia pochissimo, tipo 50 grammi di roast beef e un piatto di pasta da 60 grammi e un piatto di verdure, il tutto nell'intera giornata, 1 litro d'acqua quando va bene. Secondo me è poco. Cosa dice? Allora, il fatto che sia poco o molto dovrebbe stabilirlo forse il medico, ma chiaramente si vede dal risultato che questo ha. Quindi io ho detto mangiare non in modo eccessivo, ma mangiare tutto. Mi pare che già in questa dieta che fa lei ci siano già tutti... Sì, ma solo in un pasto al giorno. Però è solo un pasto al giorno. Magari non stanno anche in piedi, poi non riesce a camminare. Sul numero dei pasti è fondamentale perché... dovrebbero essere tanti e frequenti. Esattamente, dovrebbero essere tanti e frequenti. I classici 3 pasti, bisognerebbe aggiungerne almeno 2. Quindi 5 pasti per l'anziano, 5 pasti con lo spuntino, perché l'anziano ha difficoltà digestive, quindi non può mangiare in modo eccessivo e ha difficoltà di assorbimento e quindi questa indicazione è molto rilevante per le persone all'intorno sopra i 70 anni d'età in generale, ma anche i 65 anni dovrebbero cominciare quindi a fare. Quindi non lasciare passare troppe ore tra un pasto e l'altro, insomma. Esatto, e anche perché questa signora, se non mangia altro perché si sente sazia e poi sta un'intera giornata senza mangiare nulla, sicuramente il suo metabolismo, il metabolismo particolarmente degli zuccheri, può risentirne parecchio. Quindi l'importante è mantenere costantemente un'attività digestiva facendo pasti frequenti. Il dato che sempre questa indagine dice che una quota troppo modesta secondo me di anziani fa pochi pasti. Se noi andiamo a vedere la slide numero 16 per cortesia, che appunto vediamo che la distribuzione dei pasti degli anziani è soltanto per il 4,9% di 5 pasti, mentre circa oltre il 90% ne consuma 3.
Questo in una persona anziana non è corretto, perché una persona anziana dovrebbe fare i 3 pasti fondamentali, ma sicuramente rinforzarli con degli spuntini o delle merende. Spuntino a metà mattina, merenda a metà pomeriggio sono elementi che vanno introdotti, oltre alla colazione, sì. Perché alcuni fanno la colazione con un caffè o un tè o neanche esatto. quello. Poi quindi... anche il numero, se guardiamo diciamo la slide successiva, la 17, il numero degli anziani che consuma un solo alimento è del 60%. Quindi non va bene, bisogna prendere... No. Che cos'è colazione, cosa andrebbe bene? La colazione ci bisognerebbe farla con della frutta, con dei carboidrati, mi domandava prima cosa intendiamo, scusate, i carboidrati naturalmente sono i cereali. Io sconsiglio i prodotti da forno, mentre consiglio molto il pane, le fette biscottate, queste cose, ma i prodotti da forno, quelli diciamo che si trovano confezionati, sarebbe meglio evitarli per un anziano, possibilmente. Quindi diciamo i cereali sono pane integrale, soprattutto integrale, anche fette biscottate vanno bene, e anche con la marmellata è un'ottima cosa, la confettura è una buona dose di zuccheri. Naturalmente per le persone diabetiche ci sono regimi un po' differenti, ma il concetto è questo qui, della frutta e ovviamente il caffè latte o il tè, quello che si vuole, ma almeno 2 o 3 alimenti diversi dovrebbero essere consumati. Che la colazione è fondamentale. Esatto. Poi uno spuntino potrebbe andare bene, cos'è? Uno yogurt o un yogurt frutto? Senz'altro, e peraltro è molto consumato in Veneto, cioè sempre questi dati dopo potremo anche vedere come è strutturato il pasto di un anziano nel Veneto. Se noi andiamo a vedere la slide numero 15, noi vediamo che gli alimenti consumati sono abbastanza buoni dal punto di vista nutrizionale. Se noi andiamo a vedere velocissimi, sì? Ah sì, allora... No, andiamo a vedere rapidissimo. Se andiamo a vedere diciamo le strisce, quelle arancioni, noi vediamo che la maggior parte, cioè il MAI, quello che ci interessa, per esempio il 76 non beve bevande gassate e il 41% non beve bevande alcoliche. Peraltro si potrebbe essere vista anche dall'altra parte che le bevande alcoliche occupano invece il restante 60%, che su un anziano dovrebbero essere molto limitate. E poi vediamo comunque che il resto principalmente i primi alimenti che vediamo, il pane, la frutta fresca, gli ortaggi, il latte e yogurt, vengono consumati, vedete, più di una volta al giorno addirittura per una buona fetta di persone, mentre una volta al giorno, che è quella azzurro più chiaro, vedete quanta importanza hanno questi alimenti e questo è un dato che è molto confortante, devo dire. E quindi fa parte dello stile di vita. Che rispetto alla media nazionale è anche più buono, e naturalmente devono essere cambiate alcune abitudini che riguardano soprattutto l'uso dei grassi sbagliati. Attenzione quindi a questo. Dottore, il tempo non ce l'abbiamo più. Dovremmo riaverla il nostro ospite perché ci fa molto piacere, sono utilissimi consigli. Segretario, non abbiamo più tempo, dovrete tornare. Noi ritorneremo di sicuro, il dottor Nicoletti sarà con noi, però quello che voglio precisare è che noi siamo sul territorio, siamo nelle nostre leghe, nelle nostre camere del lavoro territoriali, e di conseguenza se le nostre strutture di Hauser, di Federconsumatori o di SPI ci chiedono, noi siamo pronti per andare sul territorio per parlare vis-à-vis con la gente, con gli anziani, per essere di un supporto. Perché questo non può essere solo un elemento televisivo come abbiamo fatto oggi, ma vogliamo portare avanti questa nostra politica, perché l'obiettivo del benessere è uno dei punti centrali, uno dei punti cardini della nostra iniziativa come sindacato. Io vi ringrazio tantissimo, il tempo è volato, grazie a voi di averci seguito, di averci scritto come sempre, continuate a scriverci mail o a chiamarci, noi vi indirizziamo, quando ci mandate un messaggio lasciate il vostro numero telefonico, poi vi indirizziamo verso le sedi dello SPI-CGIL presenti su tutto il territorio, anche per quel che concerne la verifica delle pensioni, che è bene farla. Attenzione, dovrebbe arrivare alla 14ª, se non arriva informatevi che va richiesta. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a lei e a voi. Grazie.